Sento che te che una bella mancio, Andrea. Grazie Stefano. Fatto in casa sto burro? Infatti una volta io facevo in casa, È una tradizione questa, vero? è una tradizione molto importante quella del burro, Eh, perché una volta era un alimento fondamentale nella dieta della famiglia, ma anche come mezzo di scambio mezzo di scambio, e anche per noi quando eravamo ragazzini facevamo merenda con pane e burro e zucchero e zucchero e anche marmellata, e marmellata, dipendeva da quello che c'era. dipendeva da quello che c'era in casa. È una cosa che ti dà emozione questa, Andrea. Sì, molto, perché mi rievoca un po' anche la mia infanzia e anche le nostre tradizioni. Mi dà emozione sia come persona che anche come sindaco, perché siamo in questo contesto, in questa bellissima contrada che si chiama Monte, perché un po' è partito tutto qua e anche il burro è partito da Monte. Ciao ragazzi, colazione con il sindaco, oppure merenda con il sindaco, come la vogliamo vedere, perché entrambe le situazioni un tempo erano particolarmente diffuse qui a Calvene, questa piccola comunità vicentina che è praticamente un punto di raccordo, di transizione tra la pianura e l'altopiano dei 7 comuni. Perché sono partito con il sindaco e perché proprio con il burro? Perché il latte e i suoi derivati, quindi in generale l'attività casearia, è stata, e lo è anche tuttora, è stata comunque per tantissimo tempo, per secoli, l'elemento trainante, la fonte di sopravvivenza alimentare ed economica di tutto un intero territorio che gravita intorno a Calvene. E a questa risorsa, quindi a questa materia prima, l'amministrazione comunale ha voluto tributare un omaggio che si concretizzerà domenica 12 ottobre nel Festival Calvene Bianco. Che cosa sarà? Sarà una giornata dedicata a una serie di manifestazioni e di laboratori di degustazione, non solo, masterclass e quant'altro, per apprezzare davvero la cultura legata al latte e ai suoi derivati, soprattutto in questo territorio. Sì, il 12 ottobre riproporremo quella che è partita come un festival appunto dell'arte casearia, perché questo tutto nasce da una ricerca storica che abbiamo fatto e quindi abbiamo trovato che da questi luoghi che noi chiamiamo Monte, che però si chiamerebbe Vattarolo, è partita l'arte casearia, l'arte dell'allevamento, e quindi vogliamo rievocare, questa volta lo faremo in paese, già 2 edizioni le abbiamo fatte qui a Monte, questa tradizione che è fondamentale per Calvene. Questo serve anche per un'attrattiva turistica, quindi riscopriamo le nostre tradizioni per poter dare degli spunti non solo a noi ma anche alle future generazioni, per poter ovviamente trovare delle attività turistiche che possono portare un ritorno economico ma anche un ritorno di immagine a questa bellissima località che è il nostro paese. Che cosa si potrà trovare il 12 ottobre? Il 12 ottobre troveremo molto, troveremo dei seminari, quindi gli abbinamenti con birre e formaggi, vino e formaggi, ovviamente tutti prodotti tipici, però abbiamo fatto un qualcosa in più. Abbiamo, come si può dire, trovato delle soluzioni, tra virgolette, alternative, cioè dei gemellaggi con altre realtà. Da un lato la Valle d'Aosta, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere anche il presidente Testoni, che i nonni sono partiti proprio dal nostro paese, e con la provincia di Belluno e in particolare con il comune di Lungarone. Quindi siamo stati ospiti l'anno scorso, dopo aver visitato anche la diga del Vajont, siamo stati ospiti del sindaco Padrina a Lungarone Fiere, alla fiera del gelato, e quindi avremo anche i gelatai della Val Zoldana che verranno a Calvene per farci vedere questa ulteriore arte, come l'arte del burro, che parte sempre da una lavorazione di un prodotto semplicissimo e che fa parte, diciamo, della tradizione, che è il latte. Ma che cosa ha contribuito a creare questo primato di Calvene? Quali sono state, cioè, le condizioni materiali che hanno permesso a questo paese e a queste famiglie prima di sopravvivere, ma poi anche di crearsi un futuro e generare una vera e propria economia legata al formaggio? Sono diversi fattori, innanzitutto quello morfologico, perché questa è terra di pascoli
con una vita di malga che in passato è stata particolarmente importante, lo sarebbe ancora tutt'oggi, tranne oggi che è un periodo di transizione per cui ci si sta assestando da un punto di vista organizzativo, ma le malghe torneranno anche qui a Calvene. E poi l'abbondanza di prati ha da sempre consentito anche la ricchezza delle fanegioni, che è stato un ulteriore elemento di grande importanza. Ma soprattutto ancora è stata la preservazione nelle tante contrade che caratterizzano il paese di quell'economia domestica, di quella vita domestica in cui i saperi sono rimasti integri, si sono tramandati, e da quei saperi sono nate aziende, sono nati caseifici, alcuni dei quali oggi di rilievo addirittura internazionale. Quindi Calvene Bianco che cos'è? Che cos'è questa manifestazione del 12 ottobre? È sì un'occasione per degustare il formaggio, per capirlo con i laboratori del gusto, come tra poco sentiremo, ma anche un modo per ricordare le origini, perché il formaggio, il bianco latte, rappresenta un elemento identitario di questo territorio e quindi il 12 ottobre diventa l'occasione per riappropriarsi del passato e per continuare a trasmetterlo in futuro, anche attraverso la degustazione. Insomma è anche un po' roba da acquolina, vero? Eh già. Formaggio e vino, un abbinamento possibile o azzardato? Un abbinamento più che possibile, direi che è uno degli abbinamenti classici. Da sempre l'uomo ha mangiato il formaggio ed ha sempre bevuto il vino, e quindi l'abbinamento formaggio-vino è la cosa più naturale che ci sia. Perché? Perché dà piacere, fa provare emozioni, dà sensazioni nuove che possono cambiare ogni volta che si cambia formaggio, ogni volta che si cambia vino. Abbiamo diverse regole, diverse scuole. Diciamo che all'intensità dell'alimento o del cibo deve corrispondere altrettanta intensità del vino, questo per mantenere un giusto equilibrio. Poi gusti personali giocano alla grande. In questo caso, visto che ci troviamo qui? Visto che ci troviamo qui, visto che abbiamo questi formaggi, abbiamo dei formaggi a pasta semidura con una stagionatura di 6-8 mesi, per cui il vino che è stato scelto, che è un Pinot Nero, si abbina egregiamente, sia perché non è eccessivamente soverchiante sul vino, sia perché gli aromi, i profumi del vino si uniscono bene a quelli naturali del formaggio. Se avessimo un vino bianco dovremmo andare su un formaggio più fresco, con una maggiore acidità, con delle note lattiche diverse, acidità che è in grado di sopportare la naturale acidità di un vino bianco. Ma come si fa a capire se un abbinamento vino-formaggio va bene oppure no? Al di là di tutte le teorie, ognuno di noi è in grado di capire qual è l'abbinamento corretto che ha fatto. Si mette un bocconcino di formaggio, nel nostro caso, ma può essere un boccone di un alimento qualsiasi, lo si mastica 5-6 volte, si forma quello che si chiama il bolo, poi senza deglutire si ingerisce un piccolo sorso di vino, si mastica assieme. Il risultato può essere una cosa anonima, l'abbinamento non va né male né bene, il risultato può essere disgustoso, l'abbinamento è andato male, le due cose messe assieme possono dare delle sensazioni nuove, entusiasmanti, che ci piacciono. Al di là di qualsiasi scuola, quello è l'abbinamento perfetto. Il formaggio con la birra, eh? Ma davvero? Sì, è sicuramente un abbinamento che si può fare e anche che dà molta soddisfazione. E in questo caso abbiamo un formaggio a pasta molle, uno stracchino, quindi dalle spiccate caratteristiche al gusto che sono il dolce soprattutto, e poi c'è la nota, ecco, di grassezza data appunto dalla tipologia del formaggio. Con questo formaggio si può benissimo abbinare una birra, e una birra che ha le caratteristiche anche con le bollicine, che quindi aiutano a pulire poi il palato dalla grassezza del formaggio, e poi anche la nota di luppolo che dà questa sensazione un po' di amarognolo, che comunque va a compensare quello che è la caratteristica dolce del formaggio. Poi lì c'è il formaggio nel pignato, questa deco così caratteristica, no? E con questo tipo di preparato che birra ci va? Su questo tipo di preparato appunto che ha delle caratteristiche di intensità elevata,
dobbiamo accompagnare una birra che abbia un corpo importante, un corpo che riesca a bilanciare questa grande intensità del formaggio, e in questo caso una birra che abbia anche delle caratteristiche di morbidezza. Quanto è apprezzato l'abbinamento birra-formaggio? Beh, è un abbinamento che dà molte possibilità, è il più, diciamo, il più ampio possibile che si possa fare con i formaggi, in quanto riusciamo a accompagnarlo tante tipologie di formaggio, tante tipologie di birra, quindi c'è una vasta opportunità di fare questi abbinamenti. Personalmente ritengo che rinfrescare le radici, ovvero ricordare le origini, sia estremamente importante, soprattutto in tempi come questi in cui spesso è la velocità a dettare i nostri ritmi di vita. E allora valorizzare la storicità di un'economia, che poi è anche la storicità di un territorio, diventa un compito estremamente difficile, impegnativo, gravoso se vogliamo, ma anche molto gratificante. Per la qualità della proposta, come quella di questo festival, per l'intento promozionale che non è più soltanto rivolto al prodotto, alla materia prima, quindi latte e formaggio, ma alla valorizzazione di un'intera comunità, perché quello alla fine è il vero obiettivo. Non dimentichiamoci infatti che senza un popolo una terra scompare, con tutta la cultura che ha generato nel corso di secoli. Sindaco, bello tornare a Butelletti, eh? Una meraviglia. Eccolo qua. Abbondiamo con lo zucchero. Che ne si qua, guarda. La merenda come una volta. Che buono che è sto burro qua. Senti che roba. Ragazzi, se volete provare queste emozioni, venite a Calveni il 12 ottobre. Ci sarà il sindaco che offrirà questa colazione a tutti. Sto scherzando, ma troverete anche queste cose bellissime. Il viaggio nella memoria è sempre una cosa estremamente piacevole e gratificante. Grazie, sai. Grazie Stefano. E buon appetito. Bella merenda. Altrettanto. Io devo finire tutto il panda. Ma adesso qua che tutto al contrario, non c'è un problema. Evviva il come monte sempre. dei Calveni. Io tutti qua da drivo alla telecamera. Ecco, quindi non va a buttare via niente. Ciao ragazzi, 12 ottobre Calveni. Salute. Vi aspettiamo.